Eder. Mac. Pallister. Alessandro Venier aveva 35 anni. Era cresciuto a Gemona del Friuli in una famiglia composta dalla madre, un'infermiera stimata con funzioni di coordinamento nell'ospedale locale, e senza padre, poiché il genitore lo avrebbe abbandonato in giovane età. Alessandro aveva ricordi del padre solo da adulto e portava il cognome della madre. Aveva vissuto periodi di lavoro all'estero e sognava di trasferirsi col partner in Colombia, la terra d'origine della sua compagna, Marilyn Castro Monsalvo, colombiana trentenne con cui conviveva nella borgata di Taboga. I vicini riferiscono che Marilyn fosse vista come la figlia che la madre non aveva mai avuto. Un legame molto forte tra le due donne. La convivenza era segnata da conflitti frequenti. Alessandro era disoccupato, svolgeva lavoretti saltuari, non contribuiva alla vita familiare né economicamente né nelle faccende domestiche. Le tensioni culminavano spesso in litigi per motivi apparentemente banali. A scatenare l'escalation è stata una discussione perché Alessandro non aveva apparecchiato la tavola, nonostante la promessa, in una serata che già viveva un clima emotivo difficile. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2025, in preda a un raptus, la madre ha colpito Alessandro in casa. Ha poi ammesso davanti al magistrato di aver commesso un atto mostruoso, confessando l'uccisione. La compagna ha confermato una versione simile, sebbene con dettagli meno definiti. Successivamente il corpo è stato smembrato con un'ascia sezionato in 3 parti, legato con corde per facilitarne il trasporto e l'occultamento e sistemato in un bidone collocato in una cantina o autorimessa adiacente alla villetta. Gli inquirenti hanno ricostruito che le corde e la calce viva sono state acquistate online su Amazon nei giorni precedenti l'omicidio dalla madre. La calce viva è stata versata in più strati sopra il corpo nel bidone, presumibilmente per accelerarne la decomposizione e neutralizzare l'odore. L'abitazione non presentava tracce evidenti di sangue o disordine. Gli ambienti sarebbero stati ripuliti con grande cura nei giorni successivi al delitto, cancellando quasi ogni indizio materiale. Per diversi giorni, madre e compagna hanno continuato la loro routine. Lorena ha lavorato regolarmente in ospedale fino a mercoledì sera successivo al delitto, senza destare sospetto. Solo dopo alcuni giorni le due hanno contattato i carabinieri, indicando il bidone nella cantina. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i resti, che sono poi passati all'autopsia e agli accertamenti medico-legali. La bambina di 6 mesi di Alessandro e Marilyn è stata affidata ai servizi sociali, poiché non sono stati individuati parenti prossimi disponibili. La comunità di Gemona è sotto shock, una madre considerata modello di professionalità, una famiglia apparentemente tranquilla e una tragedia così efferata hanno sconvolto il piccolo centro friulano. L'inchiesta è in corso. Le accuse formali riguardano omicidio volontario, occultamento di cadavere e premeditazione. Gli investigatori stanno valutando i ruoli personali nella vicenda, considerando la full confession della madre e il ruolo subordinato della compagna. Sono in corso verifiche su movimenti digitali, telecamere di sorveglianza, testimonianze dei vicini e soprattutto sui farmaci che potrebbero essere stati somministrati a Alessandro per renderlo inoffensivo. In attesa dei risultati tossicologici e dell'autopsia, resta il peso dell'elemento che incrimina di più. La lucidità nel procurarsi i materiali, corde e calce viva, la fase organizzativa successiva al delitto e la distribuzione del corpo in 3 parti. Non un gesto d'impulso, ma una sequenza studiata. La storia resta una ferita aperta per Gemona e il suo esito giudiziario sarà osservato con attenzione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.